Il profilo professionale degli ottici si sta adeguando ai tempi e si sta evolvendo anche attraverso un nuovo rapporto con l'università. Che tipo di accordi ci sono in essere? Allora, noi abbiamo la fortuna di avere presente nel nostro territorio, nel Veneto, presso gli studi dell'Università di Padova, un corso per ottici optometristi, un corso triennale, e fa parte di quei 7 corsi che sono fatti in Italia. È un corso particolare a numero chiuso, per cui riusciamo anche a presentare, ad aumentare quello che culturalmente è la figura dell'ottico optometrista, una figura importante perché già da anni ci sono parecchie iscrizioni a questo corso di optometria, un corso che tra l'altro riusciamo anche a trasmettere alla categoria impulsi particolari. Esempio è il meeting che avremo il 26 di maggio nell'Aula Rostani, Dipartimento di Fisica e Astronomia di Padova, proprio per sviluppare, per rappresentare quelli che sono gli aspetti culturali dell'optometria in Italia.